un'apertura di stagione estremamente positiva, la nostra, anche se in realtà non ci siamo mai chiusi. Abbiamo inaugurato la nuova sede, presto diventerà la nuova sede del Comitato Regionale Fisi Veneto, è una sede prestigiosa, più spaziosa della precedente, siamo in un contesto estremamente importante, quindi ne va merito anche del Collegio Maestri nella figura del Presidente Borgo che ha accolto la nostra domanda ancora fine di luglio. Siamo riusciti a realizzare e concretizzare quello che è diventata un'idea e una proposta fatta, per cui ci trasferiamo in questo luogo che diventerà la Casa della Montagna. Sarà una sede ci auguriamo di sinergia con il Collegio Maestri e per la Federazione stessa. Abbiamo avuto il piacere di avere nella giornata dell'inaugurazione il nostro Presidente nazionale Roda e anche il signor Ministro Calderoli, quindi ci ha fatto molto piacere. Io credo e mi auguro che ciò possa essere un foriero di belle esperienze, di buona fortuna. Nel contesto è arrivato anche un nuovo sponsor che ci permetterà di realizzare quel progetto che avevamo nel cassetto ormai da un paio d'anni, ovvero la promozione di un'attenzione verso i giovani talenti, quindi cercare di portare a compimento le categorie ragazzi allievi e avvicinarle il più possibile, il meno indolore possibile alla categoria aspiranti, che per noi ad oggi resta ancora uno scotto molto importante da affrontare. Ci auguriamo che la neve arrivi copiosa, siamo in procinto delle festività natalizie, quindi auguro a tutti buone feste e un buon Natale e arrivederci sulle piste.